Sono state approvate alcune modifiche alla legge quadro regionale sul turismo che esonerano le agenzie di viaggio online con sede legale in Veneto dall'obbligo di avere un ufficio aperto al pubblico. Le agenzie che vendono viaggi e pacchetti turistici esclusivamente online presenteranno quindi alla Regione una domanda di SCIA online. Dovranno essere mantenuti gli stessi requisiti previsti per le agenzie turistiche con sede fissa, quali avere un direttore tecnico e una copertura assicurativa a tutela dei clienti, oltre che assicurare assistenza obbligatoria nei viaggi all'estero. La vigilanza a riguardo spetterà ai comuni di competenza. Riconoscere la possibilità di esercitare questo servizio anche solo in via telematica sembra essere un intervento utile e necessario per sostenere un settore pesantemente penalizzato dalla pandemia. Secondo la capogruppo del Partito Democratico Vanessa Camani servirebbe una normativa omogenea a livello nazionale, mentre si pensa che ci saranno difficoltà di disciplinare le funzioni di controllo nel mondo digitale. Si ravvisa inoltre la necessità di cercare modalità per evitare la concorrenza sleale. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373 per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.